ad uno le persone che mi sono state vicine e che mi hanno manifestato il consenso e tutte le persone che hanno manifestato un consenso diverso. Io auguro ad ognuno di voi, a tutti quanti, che i vostri sogni si possano realizzare, che i vostri progetti si possano realizzare e che possiate poggiare i vostri progetti in mani sicure, in mani forti, in gambe forti, in teste libere, di persone libere e forti, che le sappiano portare avanti, così come credo che possiate poggiare le vostre speranze di crescita del Sud Salento ad Antonio Cappellone, perché ritengo che sia una persona seria, onesta e preparata, che ha a cuore le sorti di questa terra e che sicuramente ha tanta voglia di spendersi per questo territorio, perché l'ho conosciuto, perché posso sicuramente giurare per lui, perché sono convinto che insieme al gruppo del centrodestra che si siederà a Palazzo dei Celestini, questo territorio potrà avere una svolta dove non ci saranno i rifiuti per strada, dove non ci saranno le tasse al massimo, dove non ci saranno comunque incarichi che servono solamente a dilapidare quelle che sono le risorse che voi cittadini pagate, ma che ci sia una classe dirigente che sappia interpretare i vostri bisogni, le vostre attese e che sappia fare tesoro delle vostre risorse e dei vostri rifiuti. Auguri ad ognuno di voi, a tutti quanti, grazie. Il 21 e 22, domenica e lunedì, votiamo tutti insieme, facciamo votare alla carica di Presidente della provincia di Lecce Antonio Cappellone. Grazie a tutti, salveti, grazie.